Il Niger è circondato da 7 paesi, ognuno dei quali esercita una forte pressione migratoria. Negli ultimi anni è sempre più spesso protagonista di attacchi da parte di Boko Haram e di altri gruppi jihadisti. È in questo quadro che prosegue l'opera di padre Mauro Armanino, missionario SMA di Casarza Ligure. La comunità internazionale lamenta, agisce a colpi di denaro, militarizza le aree e criminalizza i migranti. Semplicemente per ragioni strategico-geopolitiche di presenza in quest'area, ricca comunque di materie prime e anche geopoliticamente ricca e importante. E in ultimo direi questo atteggiamento di arroganza che pensa che i tempi siano come quelli di prima, e cioè che il colonialismo sia ancora possibile oggi. È un grosso errore. Il Niger, che per lungo tempo è stato solo un paese di transito dei migranti diretti in Libia e in Algeria, si è trasformato in uno dei paesi più ospitali del Sahel, nonostante sia uno dei più poveri del mondo. È questa l'opera portata avanti da padre Armanino. Non siamo nati con i documenti sono scelte politiche, di rapporti di forza. Quando parliamo dei migranti non parliamo di altri, parliamo di noi. E il modo con cui trattiamo i migranti è il modo con cui ci trattiamo in realtà, perché l'esclusione dei migranti è anche l'esclusione di noi stessi. Il missionario casarzese va avanti consapevole di aver scelto la strada del Vangelo, una vita spericolata, dice, nel senso del dare la vita per gli altri, e capace così di superare anche le inquietudini e le paure del cuore. Lasciare la barca di sabbia nella quale sono adesso sarebbe un duplice tradimento di me stesso anzitutto e del popolo di sabbia a cui sono stato mandato. E infine c'è l'incredibile testimonianza di speranza delle comunità del Niger che, nonostante la paura, non arretrano sui propri valori. Molti di loro mi dicevano siamo disposti a dare la nostra vita per la nostra fede, e dicevo che bisogna sapere per cosa vivere per sapere anche per cosa morire e per chi morire. Quindi mi pare una bella testimonianza che si sta dando e soprattutto essere un segno, seppur minimo, di un'altra realtà possibile.